Entrano nel vivo le manifestazioni della Settimana Santa ad Agrigento nel pomeriggio presso la Cattedrale di San Gerlando alle ore 18:30, la Santa Messa Crismale presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, domani giovedì santo 28 marzo, presso la Cattedrale di San Gerlando alle ore 19, la Santa Messa in Cena Domini presieduta dall'Arcivescovo Damiano, alle 22 la veglia di preghiera fino alle ore 23. Alle ore 21 visita dell'Arcivescovo e dell'Arciconfraternita Santissimo Crocifisso all'Addolorata, alle ore 22 la veglia mariana. La giornata del Venerdì Santo, 29 marzo, presso la Cattedrale di San Gerlando, alle ore 9 avrà inizio la processione con Gesù Appassionato, quindi al Santuario dell'Addolorata alle ore 10, incontro dei simulacri di Gesù e dell'Addolorata. È una processione congiunta per le vie del centro storico. Alla Cattedrale di San Gerlando alle ore 14 la crocifissione, dalle 14:30 alle 17:30 le preghiere al Calvario, alle 17:30 la celebrazione della Passione del Signore, l'adorazione della croce presieduta dall'Arcivescovo. A seguire alle 19:30 la deposizione di Gesù della croce, alle 20 la processione serale con il Cristo morto e il simulacro dell'Addolorata. Presso la chiesa di San Domenico il messaggio dell'Arcivescovo in piazza Pirandello. Dopo l'intervento del Vescovo, il simulacro di Maria Santissima Addolorata farà il suo rientro nel santuario dell'Addolorata. Il Cristo morto farà rientro in cattedrale. Nella giornata del 30 marzo, sabato santo, il santuario dell'Addolorata alle 17:30, ora della Desolata, la preghiera con Maria. Alle 23, presso la Cattedrale San Gerlando, veglia e celebrazione eucaristica della Risurrezione del Signore, presieduta dall'Arcivescovo Damiano. Il 31 marzo, la domenica di Pasqua, alle ore 8:30, la celebrazione eucaristica presso la chiesa di Sant'Alfonso, a seguire un'altra alle 11:30. Al Santuario dell'Addolorata alle ore 12 la celebrazione eucaristica, quindi presso la Cattedrale di San Gerlando dalle 20 in poi, celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Alessandro Damiano.